ricordo ultimamente due capelloni, molto distinti, mi chiamano, cameriere del conto. Io dico, uno mi fa, quant'è? Dico, quello mi fa parlare, pago io. No, guarda, non cominciamo Raul perché guarda mi offendo. Ma che? T'ho invitato io, lascia fare chi ha invitato. Io sono i spiccioli, no, io devo cambiare 50.000 lire, scusa, ce l'hai il resto di 50.000 lire? Dico, beh, insomma, non parli lei. Dico, chi ha detto? Qui pago io, no, là, guarda, mi dispiace, pago io. Uno fa, non prenda soldi. Ma io li vedo, non so, che guardi, non prenda soldi, perché se prende un soldo mi dispiace. Vabbè, pensa, e quello dice no, io lo pago, non paghi te. Guardami di me, dico, ma a me il funerale mio chi lo paga? Cioè, quale funerale? Perché se voi continuate a discutere io mi ammazzo. Se non cominciamo questi camerieri con la mania del suicidio, aspetti che pagare, ma come faccio? Uno dice, guardi, l'altro per tagliare corti è pagato. Dice, come è pagato? Ho pagato il cameriere. È vero che l'ho pagato? Dice, che a lei? E mi fa un chilo. Dico, l'altro dice, ma è vero che è pagato? Io dico che è pagato. Dico, sì, è pagato. E come si permette di prendere i soldi? Ieri dia subito i soldi. Dico, ieri dia i soldi. Dico, chi mi dà? Ma come? E dove ha messo i soldi? Dico, ma non lo so, io non ci vengo più qua. Che me frega? Se ne va, dico, ma che fa? Se ne va. Dico, perché che è proibito? Ma chi mi paga? Come chi mi paga? Lei l'ha detto che è pagato. Dico, ma io ho detto, mi risponda alla mia domanda. Io volevo dargli i soldi. Lei che cosa ha detto? Dico, lui mi ha fatto chiedere. No! Lei deve dire sì o no? Mi ha detto che è pagato. Dico, la domanda, io gliela faccio, la risposta non è pertinente. Lei deve dire sì o no? Dico sì. Allora che va a cercare? Allora gli acchiappo quell'altro, dico, ma scusi tanto, ma chi mi paga? Ma come lei mi ha fatto un chieccio? Ma quale? Io sono Ticchio. Ma che mi mette a fare un chietto a lei? Ma che cavallo? Dico, guardi, lei mi ha fatto 3 volte l'occhietto. Dice, ma che stiamo a Via Veneto qui? Dico, ma insomma chi mi paga? Ma che mi paga? Ma che me lo dice a me? Come da quello non ha voluti poi vota a me? E che c'ha più minco di lui, Dalla rabbia diventa tutto rosso. I piedi, che sono solidali con me, rossi di fuoco. Gli corsi appresso, erano i 2. Era estate. Le strade infuocate dal sole, metto un piede in fallo, a tutte e 2, in fallo, nel catrame, mi rimangono incastrati nel catrame, già mezzo mollo, così, tutto un botto mi sto più andando a fondo. Certi signori per salvarmi cominciarono a tirarmi su, io già avevo fuso le sole con i tacchi. Ero arrivato quasi alla soletta di cemento che stava sotto. Tutto un botto certi ragazzini per salvarmi dice, questo gli vanno a fuoco i piedi. Presero un po' di secchi d'acqua, mi imbottorno sopra, non l'avessero mai fatto e il catrame si solidificò come una morsa, mi infricciolò i piedi. Arrivò il metropolitano e dice, lei mi traccia il trappo, le mette in mezzo alla strada. Dico, ma io sono rimasto qua. Insomma la discussione, dice, vado sul marciapiede. Ti vede? Chiamorno l'autogru. Arrivò l'autogru, mi imbracorno sotto, tutto quello, dice attenzione, la folla attorno, quello della gru dice attenzione che io mi sollevo, Dico, se tenga fuori, dice, dove tengo fuori? Dice, attenzione, tutto un botto, fa così, vado 3 metri per aria, però mi sono portato appresso un pezzo di pavimento di strada, con tutto il cemento, pareva un monumento con la base tutta. E scoperchiai una catacomba cristiana dell'epoca romana, che ci c'era nascosto uno sprazzato, dice, ma un povero cristiano non dorme più manco nelle catacombe qua. La folla attorno, io lassù così, uno arrivò e dice, perché stanno facendo? Ma deve essere il trasporto del monumento, d'un monumento.
C'è il lavoratore italiano, lo mandano in America, sa, al padiglione dove mandano i capolavori italiani, che 2 anni fa ci mandorno la pietà di Michelangelo. C'è quello lì che rappresenta. Dice, quello di 2 anni fa era la pietà, questo deve rappresentare la disperazione. Insomma, il giorno dopo mia moglie mi venne a piare il deposito. Che quant'è? 12.000 lire. Cioè, come le macchine mettete 8.000 lire, che suo marito è una macchina. Vabbè, ma come lo volete considerare? Un camion. Ma mi chiamo, ma mi tocca. Ma poi lo capite? Io mi ammazzo. Io mi ammazzo. Tanto non vedo l'ora di averci i piedi freschi al naturale.